Con l'aggiornamento 2016.3, la procedura gestione immobili è stata adeguata per il calcolo IMU e TASI in base alle novità normative 2016. La principale novità prevista dalla legge di stabilità 2016 è l'abolizione della TASI sui fabbricati destinati ad abitazione principale non di lusso. Per gestire l'abolizione della TASI, all'interno del tab TASI è stata prevista l'opzione Abolizione TASI, che viene attivata in automatico dalla procedura in presenza di categoria catastale diversa da A1, A9, A8 e A10. Tipo utilizzo pari ad abitazione principale, pertinenza collegata all'abitazione, uso promiscuo, abitazione soci delle cooperative indivise, abitazione principale soggetto residente all'estero, abitazione principale parzialmente locata in regime di mercato libero, abitazione principale parzialmente locata a canone concordato, pertinenza cooperativa indivisa collegata all'abitazione principale oppure locatario abitazione principale e tipologia TASI a conto saldo con aliquota assimilata all'abitazione principale. Dunque, a seguito dell'aggiornamento, su tutti i fabbricati con queste caratteristiche è stato impostato in automatico il flag di abolizione TASI. Altra novità è l'esenzione IMU sui terreni agricoli, in base all'articolo 1,13 della legge 208 del 2015, per tutti i terreni ricadenti in aree montane e di colline in base ai criteri individuati dalla circolare 9, ubicati nei comuni delle isole minori di quell'allegato 9 della legge 448 del 2001, posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola. Nel tab IMU troverete già impostato l'esenzione IMU su tutti i terreni che prevedono almeno una delle precedenti casistiche. Inoltre, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che la base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle di lusso, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il concedente possieda in proprietà il solo immobile abitativo concesso in comodato o, al limite, sia proprietario, oltre all'immobile concesso in comodato, di un solo altro immobile abitativo adibito ad abitazione principale nello stesso comune. Per applicare tale agevolazione occorre attivare l'opzione Fabbricato dato in comodato a parenti in primo grado, disponibile nel tab Dati possesso, in presenza di fabbricati con tipo utilizzo 10, fabbricato dato in uso ai familiari. Per facilitare la verifica di alcuni dei prerequisiti previsti dalla disciplina, in caso di attivazione della suddetta opzione, la procedura consente l'utilizzo della funzione Fabbricati abitativi, che espone l'elenco degli immobili del contribuente aventi destinazione abitativa. La legge di stabilità 2016 in più ha introdotto per i fabbricati locati a canone concordato la riduzione del 25% dell'aliquota deliberata dal Comune per la determinazione delle imposte IMU e TASI. Per applicare tale agevolazione occorre attivare l'opzione Riduzione di imposta IMU e TASI per i fabbricati locati a canone concordato, disponibile nel tab Dati possesso, in presenza di fabbricati con uno dei seguenti tipi utilizzo: 3, locato non a equo canone, 8 oppure 14. Nel dettaglio del calcolo IMU e TASI è disponibile a fianco dell'imposta lorda il pulsante Dettaglio, che permette di verificare l'abbattimento effettuato dalla procedura.